sulla scuola si stanno riversando tutte le complessità di una società molto difficile e alla scuola chiediamo di risolvere qualsiasi cosa. Io attendo la verifica che il Petrarca sta facendo, perché questo è l'unico modo per sapere esattamente come sono andate le cose. Un allarme sociale espresso dall'assessore regionale Elena Donazzani in merito al presunto caso di bullismo alla media Petrarca della centralissima via Concariola a Padova. Ieri abbiamo incontrato il papà del ragazzino che sarebbe stato vittima di 3 compagni che lo avrebbero legato e colpito con funi, tutto durante la lezione di ginnastica. I genitori del ragazzino, lo ricordiamo, hanno sporto denuncia. Oggi hanno incontrato la preside Lucia Marcuzzo, che ha assicurato che non sarà lasciato nulla di intentato per arrivare alla verità e il giovanissimo sarà sottoposto a una perizia medico-legale per dimostrare l'origine delle botte riportate. Ma questa vicenda solleva questioni molto più profonde, a cominciare dall'emergenza educativa. I ragazzi non distinguono più tra ciò che è reale, tra ciò che è giusto, tra ciò che è sbagliato, tra ciò che non fa dolore o provoca danno materiale o magari morale. È su questo che dobbiamo lavorare.